buongiorno e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi voglio realizzare con voi una ricetta antichissima, tipica della cucina medio orientale, ma ormai diffusa in tutto il mondo, l'hummus di ceci, una crema color ocra a base di ceci e tahina, perfetta spalmata su pane, crostini, piadine e per accompagnare una crudité di verdure. È una salsa digeribilissima, ricca di proteine, sali minerali, carboidrati e grassi benefici. Io voglio proporvi un hummus ai 3 sapori, quindi vi farò vedere come realizzare 3 salse che avranno come base i ceci. Ecco gli ingredienti: 300 g di ceci cotti, 70 g di tahina, 70 g d'acqua, un limone, uno spicchio d'aglio, sale, un cucchiaio d'olio Evo, mezzo avocado, una barbabietola cotta, paprika e menta. Adesso prepariamo la nostra base di hummus di ceci, che sarà anche la nostra prima salsa. In un frullatore versiamo i ceci, il limone, la tahina, l'acqua, l'olio, il sale e frulliamo il tutto. Per quanto riguarda la tahina, voglio aprire una parentesi dicendo che possiamo trovarla in commercio già pronta, però realizzarla è semplicissimo. Basta frullare dei semi di sesamo bianchi tostati in padella facendo attenzione a non bruciarli, con dell'olio di sesamo o d'oliva come ho fatto io in questa ricetta. Questo è il nostro primo hummus. Lo inseriamo in una ciotola. Spolveriamo con della paprika e guarniamo con una fogliolina di menta. Adesso dividiamo il restante hummus in 2 parti. Ne versiamo una parte in una ciotola e l'altra la lasciamo nel frullatore. Aggiungiamo l'avocado e frulliamo. Otterremo una crema dal colore verde. La decoriamo con una fogliolina di menta. Adesso prepariamo l'ultima salsa, frullando l'hummus messo da parte con la barbabietola e, se occorre, aggiungiamo un po' d'acqua. Frulliamo e otterremo una crema dal colore rosso brillante. Vi consiglio di aggiungere un filo d'olio alle salse per evitare che si secchino in superficie. Ed ecco pronto un hummus ai 3 sapori che darà una nota di colore alla vostra tavola.